Mandi, mandi, dal disegno per furlan, che tu ti visi, quando tu sei lontan, non tu vioderà, qui sapere troppo. Buonasera a tutti e benchiatati a scuola di Furlan. Us raccomandi di stare sempre attenti alle lezioni per non perdere argomenti che vengono trattati e us ricordi anche, magari a chi non lo sa, che ogni trasmissione dal corso Imparino in Furlan va in onda una seconda volta anche in repliche. Che spariuda che magari perdi in qualche lezione, ma anche parlare in quintri di che preferisci ascoltare 2 volte le stesse robe perché restano più in mente. Se si pensais, la volta stata aveva cercato di portare un bel tocco in davanti il discorso dall'accento lungo e vi detto in quai caso che si lo ha da mettere. Si pensais? In generale, l'accento lungo va su pa vocale tonica, vale a dire che si può la voce, dall'ultima sillaba di una parola. Non si lucchiate mai in quarti di parole, fa il caso di porre e di queste parole che sono componute dall'unione di 2 parti, avevo fatto l'esempio chiatale, tignisi, iudalu. In questa lezione ci ring di là e odi in quai casi che l'accento lungo non l'ha di essere droppato. Intanto, il primo caso è quando il suono da vocale lungo è lungo ma non è tonico, cioè vuol dire è un suono lungo ma non è su quel suono che colla l'accento. Proviamo a fare un esempio con una parola. Storie. Il mio accento qui al colores sulla O, storie. Se io chiappi il plurale di queste parole, a mi venire fuori stories. Ecco allora che in questo caso qui abbiamo sì una vocale doppia, ma è doppia apposta perché si ha il plurale e l'accento, come abbiamo detto, al colava qui storie, stories. L'accento al colla qui, non colla a finale. Abbiamo detto che di solito la vocale lunga si ha quando la vocale è tonica, vale a dire al colle la voce, si chiama in fin di parole. In questo caso qui abbiamo una vocale lunga, ma però abbiamo ripetute, perché noi abbiamo il plurale e il mio accento al colle qui e non qui. Ecco perché io non posso scrivere così, in questo caso. Dopo abbiamo un altro caso, dove l'accento tonico è sulla vocale lunga, ma dopo per il fatto che questo è un plurale. Ad esempio, se io chiappi la parola ostarie, anche qui la vocale con la resta qui ostarie. Il plurale a fase ostaris. E questo è il secondo caso, dove non si può droppare una vocale lunga, anche qui la vocale lunga non si può droppare, perché la regola vuol che quando una parola finisce per e bisogna fare il plurale, la e si trasforma in is. Ecco allora che a colle questa e avviene giuntata la is e allora hai la i che era prima, più la i e la s dal plurale, perché sta qui non si mette la vocale lunga. Dopo, quando la vocale lunga risulta per via che si è perduta qualche lettera intermedia entre l'evoluzione linguistica da parole. Facciamo un esempio, un po' di esempi. Se noi capiamo la parola fue, questa parola qui una volta, per vecchio, era fueie. E colata la vocale che era talmente è diventata fue. Se stai attenti e magari come se stai domandando perché non puoi scrivere la E così che tanto le compagne non le compagne noi, perché se io scrivessi la E così al posto di queste 2 qui a dire la parola fue che non è la stessa roba di dire fue. Se capiamo la parola chiadre una volta era scritta chiadreie. Dopo si è evoluta
con la paraula chiadre. E qui, è colada che stai tal miec, sono state le dos e. E qui io non potrei mai mettere un e lunghe, perché non è chiadre, è chiadre. Sentiso che sono dos e quando io pronuncio la paraula. Se ho ad esempio la paraula fa meie per vecchio, dopo è diventata fame. E qui no pensare di metterla e lunghe, perché io non dico fame, dico fame. Sentite che è come se marcasse due volte la me e. Non è un e dopo le mettude a caso, perché se io scrivo dome un e, a lei resta fame. Se io invece scrivo dos e, a lei fame. E chiamiamo una paraula, che per vecchio si diceva breie, che dopo invece le lingue moderne diventate bre, e qui sempre lo stesso discorso. E allora, quando hai queste parole qui, io sento anche dal suono, che non sono compagne a che hanno la vocale lunga normalmente, io sento fue, chiadre, famè, bre, maravè. E allora quindi in pensarsi che queste parole qui probabilmente dal passato avevano una composizione dove tra le due e era in una i che è colata e ha lasciato le due e in eredità. Per questa lezione, dopo tutte queste regolute, io direi che abbiamo fatto una grammatica e us ricordi che la lingua furlana viene droppata anche per far divertire. E così, di volta in volta, cercherai di dare qualche suggerimento, parlare anche di divertente. Us invidi, us not a lei il libro Iacum dei Jays, che è scritto da Angelo Covazzi. Come cerce, questo libro praticamente racconta la storia di un uomo che ha girato tutto il Friuli e allora che si chiameresse di voi una macchietta, nel senso che faceva di tutti i colori, combinava di quote e di crude, faceva divertire la gente, non aveva paura di nessuno. Che scior, allora voi la testimonianza di tutti che lo hanno conosciuto e mettute insieme le storiute, che dopo non sono che storie vere, se non storiute, in questi libri. Per precisione, di che il libro è stato scritto la prima volta nel 1995 e questo perché usa il dice perché non è scritto in grafia ufficiale e poi dopo sono uscite altre edizioni che sono state aggiornate con conti nuove. Io uso lei una conte dall'edizione del 2000 che si intitola Dome dos Dialines. Siete pronti? Iacum aveva una famiglia numerosa, 7 figli, più lui e la croce. 9 bocce di pasci e arrivava a stento sbanchiare lunari. La Biglia da Sagre, la sua femmina sante, e mugugnava per via che non aveva un po' di mettere in pagliele. Iacum, per non sentire, ha schiampato di chiesa e passando ogni dal Dialinar, dal Scior Santul, senza pensare tanto agli entrare e al tirare quel a dos dialines. Dos besties come doi chiappons. Chiesa di corse per tranquillizzare Sante e anche la sua famiglia domani avresti fatto un buon perdon. Una dialine tra brute e una in tecchia raccomandà Iacum. Sante per altri raccomandà di là confessarsi. Iacum al tornare esce e via inglese. A confessarsi era tanta int. Un pre di foresta confessava le femmine e il plevani i oms. Quando arrivava il suo turno, Iacum è entrato a confessionare. Dopo le solite formalità, Iacum attacca. Vuoi robà dos dialinis? Il plevan. Bisogna tornarlis? Iacum. Lis vuole lui il plevan? Il plevan. No, tu has di tornarlis a quel che tu li has robadis. Ma che mi ha detto che non volvelis? E allora tu puoi distinguirlis, ve. E Iacum al tornare a casa tutto contento diceva a Sante che il plevani es aveva regalades, ma non di no pandi a di nessuno, aveva di restare un segreto tra lui e il plevan. E con questa storietta us saluti e us do appuntamento alla prossima trasmissione, ricordando che se avete domande di faus, chiarimenti di voi, potete scrivere o ben clamare a chi a VTC.
e noi saremo contenti di poter aiutare. E poi Anton dal no così maculà, ricordinsi che non si dice pisei, ma si dice cesare, mandi a tutti. Mandi, dal disin per furlan, che tu ti visis, quando tu sei lontan, non tu viodarà, cui sa per troppo